Claudio e Anna sono una coppia molto affiatata, che il più delle volte ama trascorrere il tempo scambiandosi tenere effusioni d'amore e parole smielate. Tutto cretino! Tu sei tutta loca! Non è vero! L'intento di Claudio, però, questa volta non sembra limitarsi a delle semplici coccole, ma vuole andare oltre, mostrando il leone che c'è in lui. Ora prendete questo bimba! Ed è proprio mentre i due si stanno lasciando travolgere dalla passione che accade l'impossibile. Ma che cavolo ho toccato? Amore, ti posso spiegare? Ma che cavolo ti metti un blade nelle gambe? Anna non sa proprio come svelare ciò che Claudio sta per apprendere. Una verità davvero raccapricciante. Lì per lì non sapevo come dirglielo. Sapevo che lo avrei traumatizzato, ma non potevo più nascondermi. La vedevo troppo strana. I suoi occhi così terrorizzati, spalancati, non presagivano nulla di buono, e allora lì capì che qualcosa non andava. Che cosa ho toccato? Peli! Non mi depilo le gambe da agosto, va bene? Guarda! Secondo noi Claudio ha esagerato, cioè non ci aspettavamo proprio questa reazione così eccessiva. Se Anna non ci vuol depilare è una scelta sua, e anzi, a tal proposito ringrazio proprio Anna e ringrazio tutte le donne del mondo che d'inverno ci lasciano crescere. Dio, ma che schifo! Ma che cosa aspettavi per dirmelo, Che ti iniziasse la fotosintesi clorofilliana? O che le rondini ci facessero i nidi? Amore, non fare così, guarda! Ho depilato le caviglie per te! Ma perché solo le caviglie? E si chiama depilazione tattica! It's quite known to È everyone. abbastanza noto a tutti che d'inverno le donne sono più pigre e non vogliono depilarsi, ma per destabilizzare si depilano l'unica parte visibile all'uomo, le caviglie. Questa si chiama depilazione tattica. Ma che tattica è? Ma che tattica è? Di qua depilate di cacca King Kong! Sono solo 4 peli! E ancora non hai visto i miei baffetti in controluce! Claudio è stato portato d'urgenza in ospedale. Ci sono volute 2 settimane di flebo, 3 mesi di psicoterapia e 3 giorni di ipnosi per dimenticare ciò che aveva visto. Ma da quel giorno la sua vita è cambiata radicalmente. Da quel giorno, prima di toccare Anna, indosso sempre dei guanti. Non potrei più sopportare quella sensazione di peluria a contatto con la mia pelle. È andata così. Mi dispiace avere creato tanti problemi a Claudio, ma la natura deve fare il suo corso. E chi siamo noi per mettere i peli davanti a un gelido rasoio d'inverno? Maschi, mettetevi il cuore in pace. Noi donne d'inverno non ci depileremo.